Cari spettatori, benvenuti a Napoli Notizie. Oggi affrontiamo una notizia scottante che ha scosso il mondo del calcio partenopeo. Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha rilasciato dichiarazioni esplosive dopo la sconfitta contro l'Inter, puntando il dito contro l'arbitraggio e il VAR. Vediamo nel dettaglio cosa ha dichiarato. Il Napoli si è arreso contro l'Inter in una partita che ha lasciato l'amaro in bocca. Il tecnico Walter Mazzarri ha preferito il silenzio dopo il match al Maradona, ma il direttore sportivo azzurro, Mauro Meluso, ha parlato a cuore aperto ai microfoni di DAZN. Meluso ha iniziato esprimendo la sua delusione per quanto accaduto in campo, definendo la giornata mortificante a causa dell'arbitro Massa e del VAR. Il direttore sportivo ha evidenziato due episodi cruciali: il presunto fallo su Lobotka, non sanzionato da Massa, e il rigore non assegnato a Osimhen dopo un contatto netto. Meluso ha sottolineato la gravità di questi errori, definendo il gol subito una mazzata psicologica importante. Ha anche criticato la mancata revisione al monitor da parte dell'arbitro, sottolineando la nettezza del fallo. Tornando al fallo su Lobotka, Meluso ha criticato la mancanza di intervento diretto da parte dell'arbitro, sostenendo che il VAR non avrebbe dovuto essere necessario per una decisione così evidente. Il direttore sportivo ha difeso la squadra, elogiando l'impegno e le occasioni da gol create nonostante l'arbitraggio avverso. Ha affermato che, nonostante ci siano margini di miglioramento, la disparità di trattamento contro squadre come l'Inter non è accettabile. In chiusura, Mauro Meluso ha espresso il rammarico per dover parlare di episodi negativi anziché celebrare la prestazione della squadra. Ha concluso affermando che la sconfitta pesante non era meritata e che la cattiva serata di Massa ha inciso notevolmente sul risultato. E oggi abbiamo anche avuto una notizia che ha scosso il mondo del calcio: la squalifica dell'arbitro Davide Massa dopo Napoli-Inter. Davide Massa, il fischietto di Imperia, potrebbe non dirigere più gli azzurri quest'anno. La sua prestazione al Maradona ha sollevato una tempesta di polemiche, soprattutto per due decisioni discusse che hanno influenzato il risultato finale. Il giornalista Gianluca Gifuni, intervistato da Forza Napoli Sempre, ha dichiarato che l'AIA sta seriamente valutando la sospensione di Massa. Quest'ultimo, laureato in giurisprudenza, sembra destinato a non arbitrare più il Napoli, vista la gravità degli errori commessi durante la partita. Secondo lo speaker di Radio Marte, Massa ha condizionato in parte la partita, che il Napoli avrebbe potuto gestire diversamente a causa della condizione e del rendimento che hanno influito sulla lotta per lo scudetto. La mancata sanzione per un evidente fallo di Lautaro Martinez e il rigore non concesso a Victor Osimhen sono i principali punti di critica, considerati errori marchiani che hanno segnato il destino del match. In sintesi, il destino di Davide Massa come arbitro per il Napoli sembra essere in bilico. L'AIA sta prendendo in considerazione la sospensione, mentre i tifosi esprimono la loro delusione per gli errori cruciali che hanno influenzato il risultato. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda e a fornirvi aggiornamenti in tempo reale qui su Napoli Notizie. Grazie per averci scelto e continuate a seguirci per le ultime novità dal mondo sportivo partenopeo. Forza Napoli Sempre, è tutto per lei.